amici bellini, sottovoce ce la continuiamo a godere perché onestamente è una partita incredibile che merita un approfondimento, perché se noi diciamo che è la garra di Simeone, l'applicazione di Juan Jesus, riduciamo tutto a delle cose che si vedono, che sono normali, ma è stata una gara ad altissimo contenuto tattico. Quindi cominciamo. Do il benvenuto a una caterva di nuovi amici bellini, tra cui Maldoror 67, e vi invito a iscrivervi al canale, specialmente se questo video vi porta qualche spunto in più. Io tengo 44 screenshot da farvi vedere. Molti sono semplicemente foto di Oriali, perché è bellissimo, ma c'è da dire quanto è preparato Conte, perché il mister non è solamente quello che ti porta in guerra con lui. Il mister e il suo staff sono proprio bravi, preparano proprio bene le partite e stanno sfruttando al massimo e oltre quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che ha, e non ne sono tanti, ricordiamolo. Quindi voi lasciate un like, perché partiamo con gli screenshot e vi faccio vedere delle cosucce, poi dopo le pagelle, tutta una serie di cose, godiamocela insieme, perché l'ho rivista e è più interessante di quello che possa sembrare. Partiamo da questa, che è la fine della partita, dove qua dovete fidarvi di me. Il labiale di McTominay mentre abbraccia Simeone, lui dice proprio wow, e ovviamente lo sta ringraziando per il modo in cui Simeone è entrato nella partita. 3 minuti teneva, ha fatto il diavolo a 4. Quell'immagine di Simeone che la prende di testa da terra ha fatto il giro del mondo, e questo è il gruppo. Questo è quello che ti porta a avere tutti coinvolti verso un obiettivo comune pazzesco. Questo è un abbraccio bellissimo che si ripete tra Anghissà e Oriali. Anghissà che lo alza, Oriali è bellissimo, non c'è neanche da dirlo. E mi raccomando, guardatelo tutto questo video, perché io poi me ne accorgo se non si arriva fino alla fine, perché c'è una cosa particolare. Permettetemi, bello anche questo abbraccio tra Lukaku e Vlahovic. Credo che Vlahovic stia passando un periodo non ottimale, messo negli ultimi minuti, non ha preso un pallone ovviamente, ed è un periodo difficile per tutta la Juve. Noi abbiamo dato una bella mazzata alla Juventus, che se ancora una volta vanno in vantaggio e si fanno recuperare, non solo si fanno recuperare ma la perdono, hai dato una mazzata seria a quello che è tutto l'ambiente Juve, perché adesso sono tutti spaccati tra chi rimpiange Allegri, tra chi aveva sposato e promosso Motta forse un po' troppo presto. Io però, da esterno che insomma se la gode in questo momento, io ritengo che Motta sia un allenatore preparato, che sta facendo dei grandissimi errori purtroppo, proprio perché l'ossessione della vittoria, che è l'unica cosa che conta, ti porta, se non arriva la vittoria, ad andare in difficoltà. La super parata di Meret, di istinto assoluta, cade a terra con una velocità incredibile. Aggiungiamo che qua Yildiz avrebbe dovuto e potuto alzare il pallone, se la mette sul sinistro che non è il suo piede. Yildiz è un altro. Qua sottolineiamolo, ragazzi, perché stiamo nella posizione di farlo. Il Napoli è la squadra più esperta, con la cessione di Kvara ancora di più si alza l'età media di tutta la squadra. Siamo tra i più esperti, forse solo l'Inter è più vecchia di noi, mentre la Juve ha una delle squadre più giovani del campionato. E purtroppo, se non hai un equilibrio tra esperienza e freschezza di gioventù, quando le cose non vanno bene si paga. E questa immagine non la possiamo sottovalutare. Questa è un'immagine che strappa un like. Potete lasciarlo adesso se non l'avete fatto prima, perché gli infortunati presenti poi sul campo, questo significa poi il gruppo. È presente un ragazzo che sta giocando pochissimo e che stava quasi per segnare il 3-1. È presente Buongiorno, che aspettiamo con ansia che possa tornare in campo. C'è Olivera. E non vorrei dire, ma Spinazzola ha fatto una grande partita, e non so, perché forse era proprio la partita, per come si è sviluppata, ci serviva l'incursore Spinazzola più che
il difendente Olivera, ma per come si è sviluppata va benissimo così. E qua vedete che Bangula, diciamo, un po' geloso, un po' invidioso, perché Oriali ce l'abbiamo noi. Si vede quando... E questa pure è una bella immagine che fa un po' sorridere, perché Cop Miners è stato, non possiamo negarcelo, è stato uno dei nostri sogni proibiti e non ce lo potevamo permettere, è stato pagato tantissimo ed è forse la più grande delusione di questo campionato, penso tra tutte le squadre, rispetto a quanto è stato pagato e a quanto sta rendendo. È un acquisto che insomma non forse insieme a Douglas Luiz, ma insomma McTominay invece ne possiamo essere più che soddisfatti. E andiamo al campo, dove vediamo che già dall'inizio c'è una situazione tattica importante, cioè il rompere la linea da parte di Juan Jesus su Cop Miners proprio. La Juve, giocando con il 4-2-3-1, ha in Cop Miners il sottopunta, di conseguenza essendoci una sola punta se la può andare a prendere Rachmani, Colomouani, e a quel punto, visto che si devono creare sempre le contrapposizioni, chiamiamole contrapposizioni più che marcature a uomo, perché poi la marcatura a uomo arriva fino a un certo punto, non sempre la puoi continuare, altrimenti fai la fine dell'Atalanta, quando Anguissa va a sovraccaricare l'altra. E questa è la storia del calcio moderno che stiamo analizzando, no? Il sovraccarico di una fascia e la decisione che deve prendere la squadra che ti segue se tu tieni il pallone, ma se non lo tieni puoi andare tu stesso in difficoltà e lo vedremo. Però c'è da dire che il Napoli nel primo tempo fa qualche errore di troppo, errore tecnico, cioè errore di passaggi, qualche duello lo perde, e in questo caso errore di Anguissa, che cerca di prima di servire quello che dovrebbe essere Politano là sopra. La palla di Anguissa viene intercettata da Cambiaso e qua succede la frittatina. Thuram porta palla, serve Yildiz, Colomouani fa un bel velo, Yildiz mette a sedere Spinazzola con una finta secca, e da qui vedete quante possibilità insomma aveva Yildiz di metterla, anche non dico sotto l'incrocio, ma insomma alzarla un pochino, che Meret da terra non poteva poi saltare in alto, doveva solo fare quello che ha fatto, e quindi ci è andata molto bene. La parata è comunque mondiale, diciamolo, perché si estende il più possibile per coprire più porta. Alla fine è difficile chiamarla decisiva, perché poi la Juve il gol lo fa, quindi in qualche modo va sull'1-0. Non è una parata che ti salva il 2-1 in termini temporali. Però visto che Meret è uno di quelli sempre attaccato, a volte per partito preso, la sottolineo. Contrasto aereo McTominay-Yildiz, in questo caso il pallone di McTominay finisce in questa zona e ne può approfittare Nico Gonzalez, che poi andrà al tiro, che finirà largo, insomma un po' più di occasioni per loro nel primo tempo. E qui c'è la costruzione che porta al gol di Colomouani, e dobbiamo partire qualche minuto prima, un minutino prima, perché Gatti dietro di me, meglio che lo copro, non è un bel vedere, porta palla, si abbassa tantissimo Cop Miners e Juan Jesus lo segue, ma la chiave è qui, perché Cambiaso va completamente dall'altra parte, da terzino sinistro viene a fare praticamente l'esterno destro, addirittura più avanti di McKennie, e Politano lo ha seguito, quindi molto bene. Resta la contrapposizione, però cosa succede? Si perde un duello e dietro di me purtroppo succede il fattaccio, un microsecondo in cui Politano, che non vince il contrasto, si dispera, lo vedete, fa mannaggia così, parte la Juve in velocità, e in questo caso Cambiaso va velocissimo a fare l'esterno destro e non ha più l'uomo che lo segue. La contrapposizione McKennie-Neres c'è, la contrapposizione, anche se in rincorsa, tra Juan Jesus e Cop Miners c'è, ma c'è l'uomo libero Cambiaso. Visto che si crea il 2 contro 1, Yildiz Cambiaso contro Spinazzola, riescono a fare uno scambio veloce, Cambiaso va verso il fondo. A questo punto Juan Jesus cerca di andare a contrasto a livello in ultima istanza, proprio per disperazione, e quindi si è scombussolato un po' tutto. Su questo cross la palla poi finisce in zona Lobotka, quindi aggiungiamo al piccolo errore di concetto, cioè di non continuare a seguirlo di Politano, un errore tecnico di Lobotka che nel colpo di testa non la allontana, ma praticamente serve Yildiz. E a questo punto succede il fattaccio, perché Yildiz serve Cop Miners, che nel frattempo era rimasto arretrato, contrasto con Anguissa, fallo, non fallo, questo poi lascia il tempo che trova, e la palla finisce proprio nella disponibilità di Colomouani,
che si gira pure molto bene, non è un gol banalissimo, fa un bel gol. Quindi gol a fine primo tempo che ti poteva ammazzare, ma il Napoli aveva un'idea e la doveva portare a termine. Ora è la solita storia, si abbassa troppo la Juve o la costringi tu ad abbassare, un po' tutte e due le cose, perché la Juve di default ce l'ha fatto vedere. Un po' il Napoli oramai è abituato a tenere di più il pallone e a imbastire le sue trame di gioco, e ha vari modi di farlo. Io qua voglio sottolinearvi che alle volte di base va Lobotka tra i due centrali, ma quest'uomo qua, impossessato dallo spirito di Daniele, da Oriali, da Conte, insomma, ha probabilmente sentito sulle spalle un primo tempo non perfetto ed entra in God mode, perché diventa Gesù Cristo. Qua si abbassa e non lo segue fino in fondo Thuram, perché qua probabilmente scatta un pochino di prudenza da parte della Juve, si può chiamare paura, cosa che il Napoli invece non ha. Il Napoli se li prende i rischi di seguire gli uomini in contrapposizione anche con un pressing più alto, che non facevamo all'inizio del campionato ma che adesso stiamo facendo sistematicamente. E arriviamo a una delle occasioni più clamorose, perché la parata di Meret è bellissima, ma quella che fa di Gregorio su Lukaku lo è ancora di più. E indovinate chi è questo qua? Esatto, è proprio il Pozo Lavezzi, che viene a fare quello che Spalletti chiamava la famosa rumba e che non abbiamo visto tantissimo nell'anno dello scudetto, ma cominciamo a vederlo più sistematicamente qua con Conte. Il sovraccarico, sempre il sovraccarico di una fascia, come Anghissà va sulla fascia sinistra, come lo stesso Politano è andato fino sulla fascia sinistra contro l'Atalanta, in questo caso è Neres che viene sulla fascia destra e crea degli imbarazzi, perché McKennie resta lì, non lo ha seguito, di conseguenza abbiamo il sovraccarico positivo sulla fascia destra, con Politano che può rimanere esterno, Di Lorenzo che fa la sua solita sovrapposizione interna e due attaccanti aggiunti che sono Anghissà e McTominay che riempiono l'area insieme a Lukaku, mica poco. Questa azione si sviluppa prima di arrivare al colpo di testa di Lukaku, lo ricordate, col tentativo di sforbiciata di McTominay, poi arriva questo bel cross di Spinazzola col sinistro che scavalca Gatti e porterà al miracolo di Gregorio. Devo fare pure un complimento a McKennie, perché qui probabilmente lo prende pure col gomito, però di solito quando fai la rovesciata e tocchi l'avversario, gioco pericoloso e si fischia. Chiffi e schiffi e quindi non arriva nemmeno a fischiare. Però i complimenti a McKennie per non essersi buttato a terra dolorante, perché McTominay lo sfiora e l'azione continua, quindi fatemi fare i complimenti a McKennie. Contemporaneamente però, visto che l'azione si sviluppa in maniera positiva per il Napoli, a McKennie gli viene poi l'istinto di toccarsi la testa, ti ha sfiorato sul corpo, quindi nessun dolore alla testa, ma McKennie è perché se poi si dovesse sviluppare la cosa, magari si acuisce il dolore alla testa, ti butti a terra e poi andiamo al VAR a cercare qualcosa, e avrebbero potuto annullarlo, perché il gioco pericoloso di McTominay con la sforbiciata esiste, il contatto c'è, e quindi molto meglio così che non abbiamo segnato qua. Sai che polemica? Qui il labiale di Conte mi pare di ricordare che dica non ci credo, non ci posso credere, come io non posso credere alla bellezza di Oriali. Il lavoro di Lukaku, grazie alla Robicam, la vediamo così, circondato da 3, quasi 4 giocatori, mantiene il pallone e lo scarica a Politano. Nel frattempo, se c'è McTominay che è un target che sicuramente provi ad andare a marcare, perché è quello che c'ha i gol in testa e nelle gambe, adesso dovete ragionare anche su Anghissà, perché quest'anno è goleador e quindi il signor Thuram sta troppo lontano. Bravissimo poi Politano a resistere a un paio di contrasti e a metterla col destro. E anche questa immagine l'avrete vista sicuramente, Conte che mima il colpo di testa di Anghissà quasi come a volerla spingere lui di testa, e all'esplosione di gioia poi il fascino di Oriali. In tutta onestà, movimenti congrui della corsa, non è che se lo può tagliare il braccio, però non diciamo che era attaccato al corpo, perché non era attaccato al corpo. Abbiamo visto rigori simili dati, non diciamo attaccato al corpo. Per me questo rigore qua non si dà, perché come fai? Il tocco di mano c'è e la mano sta a L, quindi insomma. E questa qui l'abbiamo già vista col Como, Lukaku che esce e trova l'inserimento di McTominay, che in questo caso si trova 1 contro 1 con il suo dirimpettaio che è Locatelli, che però
insomma si fa uccellare perché McTominay sposta il pallone velocissimo e Locatelli un po' imprudente va in scivolata e il rigore netto. Ora questo è importante, perché al rigore di Lukaku, che ricordiamo guarda fisso il portiere fino alla fine, non guarderà mai il pallone, guarda solo Di Gregorio per poi spiazzarlo. Occhio Di Lorenzo, perché sei dentro l'area, qualcuno potrebbe dire poi rigore da ripetere, eccetera eccetera, c'erano altri 60 rigori, però facciamo attenzione a queste cose qua, perché noi per grandissima onestà dobbiamo dire le cose come sta, e questo poteva anche essere ripetuto, perché Di Lorenzo è dentro l'area, anche Gatti è dentro l'area, ma Di Lorenzo è dentro l'area prima che Lukaku tocchi il pallone, come vi dicevo lo guarda fino alla fine, sguardo spiritato, freddissimo Lukaku, se c'è da dire. E c'è da dire anche al signor Trevisani, che io stimo moltissimo, che però purtroppo delle volte è un po' fissato con le sue idee. Lui è partito con l'idea che Lukaku non segna nei big match, e siamo al gol col Milan, il gol con la Roma, adesso il gol con la Juventus, e insomma dovresti farlo un tweet di rettifica, perché sta segnando, sta facendo assist, sta portando punti pesanti anche nei big match. Atalanta, vogliamo considerare un big match oppure no? Quante volte abbiamo esaltato Chiellini e Gatti che esultano per un intervento difensivo? Possiamo avere la nostra soddisfazione. Anche Nathan, lo ricordate? Quello l'allucco di Nathan. E abbiamo l'allucco di Politano, che all'80° stremato riesce comunque a strappare il pallone a Colomouani, esulta, si butta in terra e poi verrà sostituito. Tra l'altro ringrazio l'amico bellino Simone che mi segnala questa cosa che non avrei potuto mai sapere, perché questo viene da TikTok, dallo stadio, e come sono zelanti, e come ci tengono ad accompagnare i nostri giocatori fuori, gli arbitri continuano a farlo. Non si fa, non si dovrebbe fare, ma non sia mai si perda tempo, bisogna giocare a pallone, bisogna dare la possibilità all'avversario di recuperare il risultato. Lo spinge proprio fuori, muoviti, vattene, schiffi. E tra le cose che non finiscono negli highlights, la spinta a 2 mani a inizio partita di Gatti, con McTominay che sta provando a saltare, cioè McTominay cerca il pallone, Gatti cerca la schiena, fallo su Anghissà, dove Schiffi lascia correre per il vantaggio che non si concretizza. Ci sta a lasciare correre, ma poi lo devi ammonire, qua stiamo al limite dell'area, fallo che fa pure male in ritardo, e dai. E qua dobbiamo capire, e sarebbe bellissimo avere un tête à tête con Conte per capire fino a quando e fino a dove poi le contrapposizioni, le marcature uomo finiscono, perché in questo caso quando la Juve prova a mischiare le carte e mette Koopmeiners qui, Locatelli qui, e questo è Gatti, abbiamo la contrapposizione Gatti-Lukaku e ci siamo. Su Koopmeiners non arriva fin lì Juan Jesus stile Atalanta, qua se lo è preso Politano, mentre ci siamo con Locatelli-McTominay. Quindi come si sviluppa? La domanda magari da fare in privato, perché Conte non deve nemmeno dirle certe cose, perché può anche dire oh, sono fatti nostri, il nostro lavoro. Però sarebbe interessante capire queste cose qua. E qua faccio 2 tirate d'orecchie. La prima la faccio a Neres, che si guarda le scarpe quando dovrebbe guardare McKennie, che in questo caso era solissimo, visto che Koopmeiners si era allontanato come al solito dalla sua posizione. Il Napoli si deve aggiustare di conseguenza. Spinazzola deve dare uno sguardo a Yildiz, Colomouani è in zona Juan Jesus, Rachmani è pronto ad accorciare lì, ma la più grande cazziata la devo fare a Koopmeiners, perché questo passaggio per McKennie da solo lui ce l'ha nelle corde e non lo fa, a indice di un giocatore che insomma non sta proprio liberissimo di testa. E qua non so se avete visti gli highlights di Kvara col PSG, però lascio parlare Giovanni di AI Shed. L'azione che andremo ad analizzare è quella del 60° minuto. In questa azione andremo a definire 3 aspetti fondamentali del Napoli di Conte, e il primo è l'importanza di sfruttare le caratteristiche dei giocatori, la seconda è sfruttare movimenti precisi dei giocatori in campo, e la terza sono le fasi di transizione.
le fasi di transizione che riflettono il modo in cui ogni giocatore prende una decisione durante l'azione e in base alle situazioni che vengono a crearsi opta per una decisione ottimale e quindi sfruttare la probabilità di successo di ogni singola azione. In questa azione Politano potrebbe essere visto come un facilitatore di gioco, certo non un creatore, tra virgolette, di un'azione da gol, perché Politano non ha nelle proprie caratteristiche quella del passaggio filtrante o del passaggio d'esterno, ma cerca di portare palla per creare una azione interessante. Viceversa, Lukaku propende a costruire un'azione da gol o a favorire altre azioni, come abbiamo visto anche durante la partita giocando di sponda. Il passaggio di Politano verso la creazione di un'azione in area di rigore e il posizionamento appunto di Lukaku in area di rigore sottolineano una dinamica molto interessante in cui uno, cioè Politano, agisce come il preparatore dell'azione, non il giocatore che va a eseguire un passaggio chiave, ma c'è ancora un'azione in fase di preparazione, mentre Lukaku, abbiamo detto anche prima, è più un creatore di un'azione da gol, o va lui direttamente a tirare in porta o a passare per un tentativo di tiro. Questo potrebbe suggerire che cosa? Che entrambi i giocatori sono specializzati in fasi diverse nella costruzione di gioco, sfruttando appunto le loro caratteristiche. Scusate, sto pieno di screenshot, ma sono tutti importanti. Scorribanda di Neres che dalla destra finisce poi a sinistra, perché in questo caso è uscito già Politano, è entrato Mazzocchi che si mette terzino, insomma, lo sapete. Visto che Neres è fuori posizione, il signor Lukaku, dopo 84 minuti di mazzate, si abbassa lui in zona esterno destro e dice a Neres: devi recuperare perché hai fatto lo scatto, resta punta centrale. E guardate fin dove finisce Lukaku. Nel frattempo che ci risistemiamo, ti copro io la squadra. Chi ha seguito tutto, chi è sul canale Telegram, sa che Juan Jesus ha giocato su un fastidio muscolare, ha stretto i denti, poi ha avuto anche dei giramenti di testa, non lo so, ma all'85esimo è ancora qui a rompere la linea, questa volta su Douglas Luiz, e si crea lo scambio. La squadra, se Juan Jesus va, resta più accorto Lobotka, perché poi in questo caso Popominer sta più alto. Quanto cazzo è bello proprio. E qui si intravede anche istruzioni dati a Rafa Marin, perché non sapevamo le condizioni di Juan Jesus nel finale di partita, che poi ha stretto i denti. Cerchiamo di capire perché si dice fatta per il Villarreal. Un difensore serve, ragazzi, perché Juan Jesus poi torna buongiorno, ma Rachmani le deve giocare proprio tutte. Stavo scherzando, ho lanciato una trappola per magari per qualche tifoso juventino che magari ci casca una pescata, Qualcuno posterà, se qualcuno posta il fotogramma dicendo che Di Lorenzo era in aria, quindi il rigore si doveva ribattere. Falso, perché le nuove disposizioni dicono che si ribatte solo se quello che poi era entrato in aria diventa attivo nell'azione e diventa decisivo. Quindi non c'era proprio niente da ribattere. L'unica cosa da ribattere è la bellezza di quest'uomo. Io mi sposto, do un po' di voti, che uno può rischiare di fare voti troppo gonfiati, ma l'importanza della partita era... Quanto è importante? Assai, proprio assai. E dovremmo anche aggiustare un po' le situazioni, perché poi nel secondo tempo come fai a tenere McTominay qua e Anghissà qua? Anghissà era ovunque, McTominay era ovunque, Lobotka era qui. Si allargano questi due, avanzano questi altri due, leggiamola bene. Se Lukaku si abbassa qua, poi vanno Anghissà e McTominay in questa zona. Signori, è un bel manicomio affrontare il Napoli. Se tu ti abbassi, il Napoli crea questa rumba, attacca con tutti questi uomini, 7-8 di loro, e ti può creare delle difficoltà. Se ci vieni a pressare alto come l'Atalanta, noi comunque qualche duello lo possiamo anche vincere e uscircene con i triangoli. Non abbiamo quella profondità della pallata per Osimhen, questo sì, però abbiamo delle armi. 7 a Meret. La parata è bella, è vistosa e serve
anche per darsi fiducia e per mantenere la fiducia dei compagni, anche se non è stata decisiva ai fini del risultato. Di Lorenzo 6,5, Rachmani 6,5, do 7 a Juan Jesus. Abbiate pazienza, anche per un motivo molto semplice. Precisione dei passaggi 95%, superando anche Lobotka che si ferma al 90%. Fate Vobbis. E voglio dare 7 a Spinazzola, che mi è piaciuto molto, intraprendente. Lui qualche sbavatura nel primo tempo, ma come tutti, se dovessimo ragionare sul primo tempo, i voti sono molto bassi. Però mi è piaciuto molto Spinazzola. 7 a Lobotka, perché sì, un pochino di difficoltà, secondo me un po' in affanno. Un paio di partite gli stiamo vedendo fare qualche sbavatura in più, ma poi tante altre pezze le mette e ti dà quell'equilibrio, ti permette a questi due di andare avanti, perché Lobotka sta qui e lo sa fare. 7 Lobo, ma poi 7,5 McTominay e do 8 finale ad Anghis. Mettiamo da parte quello che è stato il primo tempo, permettetemelo, e gli do la palma della palla del migliore in campo. 7,5 anche a Politano, se lo merita. 7 Lukaku, perché poi nella partita fa poche cose. Forse 7,5 anche Lukaku. Decide Peppe, decidi tu se 7 o 7,5 per Lukaku, perché poi il gol è decisivo. Di cosa stiamo parlando? 6,5 Neres, che non riesce a fare degli spunti importanti, però non entra proprio all'interno di tutte le azioni da gol. Ma lo abbiamo visto, la sua sola presenza poi a sovraccaricare l'altra fascia è importantissimo. 6,5 anche a Neres. Con l'ingresso di Mazzocchi, Neres passa di qua, Spinazzola sa e Pasquale finisce terzino sinistro, poi Gilmour, Ngonghe e Simeone. E a Simeone, onestamente, io voglio dare un più a Mazzocchi, un più a Ngonghe che stava quasi per segnare, ma a Simeone gli devo dare 7 pieno, abbiate pazienza. Quindi sì, Lukaku 7,5, Simeone 7, se lo merita tutto. Il wow di McTominay mi è testimone. E mentre insomma abbiamo avuto modo di leggere i juventini che si sono lamentati loro dell'arbitraggio, adesso leggo addirittura simulazioni di McTominay sul rigore, quindi ne pescherò qualcuno. Ragioniamo sul fatto che ha vinto l'Atalanta, ha vinto l'Inter, ha vinto il Milan. Proprio il Milan si porta dietro una serie di polemiche, perché c'è stato uno scontro in campo tra Calabria e Conceição, conseguenti polemiche, strascichi di Canio con Caressa che dice questi vanno a fare le feste, vanno ai concerti, eccetera eccetera. Aveva individuato Lazio-Fiorentina un'occasione pazzesca per la Lazio per dare un bel colpo, perché il Milan è comunque una polveriera, è difficile. Stanno vincendo delle partite, ma è comunque difficile. Si avvicinano alla Juve. La Lazio avrebbe avuto, ma non l'ha avuta, l'occasione di dare una bella mazzata anche lei alla Juve, e invece hanno steccato. Vince la Fiorentina. Di conseguenza noi ci teniamo che questi 3 punti non hanno messo pressione all'Inter, che resta una squadra fortissima, ragazzi, abbiate pazienza. Non ha giocato titolare Barella né Di Marco, non c'è Cialanoglu, insomma l'Inter se la cava. Ma abbiamo messo altri 3 punti sulla quarta in classifica, quindi il famoso fieno in cascina di cui parla Conte. Ora è importante che questa soddisfazione che abbiamo adesso di lottare per lo scudetto non ci dia l'ossessione, perché ricordo l'amarezza di non aver lottato fino all'ultima giornata nel primo anno di Spalletti, però si stava facendo un percorso, guarda un po', e spero che nel frattempo i tifosi siano anche diventati un po' più maturi nel capire che se questa squadra arriva seconda o terza è un miracolone lo stesso, e si deve applaudire anche se ti sfugge dalle mani, se ti dovesse sfuggire dalle mani che l'Inter non molla, stiamo là, potenzialmente siamo sempre a pari punti, hanno una differenza reti ben maggiore, quindi dobbiamo godere quello che stiamo facendo di inaspettato, che va oltre i nostri limiti che li stiamo dimostrando di rosa. E quando continuano a dire ma non hai le coppe, e guarda in panchina che non hai nessuno, ecco perché Conte non può fare i cambi prima dell'80° così, perché si gira e non c'è praticamente nessuno, e quelli che ci stanno, che sono inferiori, si mettono a livello dei titolari con la garra di Simeone, con la voglia di Mazzocchi, ma non hai una squadra che si può permettere di... Stiamo facendo le cose incredibili. Senza le coppe c'era la Juve l'anno scorso, e comunque non mi pare che siano stati primi in classifica per
accompagnando l'Inter l'anno scorso. Quindi quello che sta facendo il Napoli, con o senza le coppe quest'anno, è pazzesco e merita i nostri complimenti. Quello che è certo è che stiamo imparando delle cose, stiamo vedendo delle cose nuove, e quindi il percorso per me, come spero per voi, è molto molto stimolante. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Penso sia venuto un po' lungo, fa niente, ce lo prendiamo così come viene. D'altra parte la live è stata breve. A proposito di live, nasce l'idea della live chat permanente. Finita la chat, il giorno dopo nasce subito la live successiva, che diventa una chat permanente. Succede una cosa, una notizia di mercato, tutti i tifosi della community possono andare sulla live preventiva e chattare. Possiamo chattare con le vecchie chat room nel frattempo che io sviluppo il video, e io mi posso anche far ispirare dalle vostre chat sulla live preventiva che ci sarà. L'idea è rivoluzionaria, vediamo se funziona, se vi piace. Ciao!